Salutiamo il parcheggio La Pont. Il ponte, in poche parole, in italiano. E andiamo a fare i servizi. Buongiorno anche alla Rita. Buongiorno. Che mentre abbiamo fatto l'escursione si è impegnata a pulire tutto il camper. Brava, è uno specchio. Uno specchio, vero? Sì. Sono impegnata molto. Vabbè. Noi ci siamo fatti una bella passeggiata di 3 ore rotti. Adesso ragazzi dobbiamo cercarci un parcheggio per il pranzo. Ma prima scarichiamo. Campeggio di Val d'Isère sempre strapieno e ci saranno 100 camper. Comune di Tignes, le Villaret de Dunuyal. Siamo in un paesino meraviglioso, si chiama Tignes, 1800 di quota. Adesso faccio la spesa, c'è uno Spar qua. E qua su ci sono anche dei bei ghiacciai ancora, Tagliatelle, bresaola e formaggi. Io ho fatto un po' di spesa, mi è sembrato di tornare in Norvegia. Uguale, davvero uguale. Super turistico. Super turistico, paesettino di montagna, prezzi francesi folli, Rita. Ho comprato quello che ho potuto. Sì, fatto bene. 2 buste, mi mancavano le spremute, le ho comprate, ho comprato il pane fresco, ho comprato un paio di cosette, 69 euro queste 2 buste. Ma non c'è carne, non ci sono vini, non c'è niente, ci sono cipolle, zucchine, arance, scottex. Avrei speso 30 in un Eurospin in 1 litro. Vabbè, comunque così. Pranzetto veloce fatto in mezzo alla strada, ragazzi, oggi in mezzo alla strada, non abbiamo trovato parcheggi vicino allo Spar. Adesso stiamo sistemando quella poca spesa che abbiamo comprato e ci spostiamo. Anzi, vi voglio far vedere una dronata di questa cascata che c'è qua dietro, bellissima, sul lago, e poi ci spostiamo. Prima di lasciare questo parcheggio volevo farvi vedere un paio di immagini spettacolari di una cascata bellissima, di questa diga enorme col drone, ma purtroppo ci sono raffiche di vento fortissime, molto rischioso. Ve lo faccio vedere con la GoPro, abbiate pazienza, che peccato. Ci sono raffiche forti più che altro, poi magari si calma, ma quando fa questa folata di vento è probabile che me lo faccia cadere. Ma adesso vi faccio vedere la diga e il paesetto che c'è in fondo a questa valle, guardate che bello. Alto, E qua c'è Tignes, 1800 metri. Sentite però il vento che c'è adesso. Immaginatevi una dronata qui, che bella che sarebbe stata, ma meglio non rischiare. 4 metri e 30. Bei borghi, Il parcheggio gratuito l'abbiamo trovato. Prima eravamo su e adesso siamo a Tignes. Evidentemente ci sono, forse c'è Tignes su in alto il borgo e Tignes quest'altro borgo qua giù. Che carini, Vedete, prima ero lì su quando ho filmato sulla diga, infatti l'ho visto da lì questo parcheggio. Bel posto, Ci rimaniamo fermi 2 giorni. Ci facciamo una passeggiata nel paesetto. Questo in inverno con la neve, ho visto le foto, è meraviglioso, Rita. Infatti qua è tutto piste da sci. Ci sono funivie, vedete, dappertutto. Guardate, vedete.
Che posti, eh? Ah, la montagna è splendida. Ci mettiamo l'oscurante e mi riposo un po', che sono in giro facendo chilometri da stamattina alle 8. Poi stasera magari ci facciamo una passeggiata in questo borgo. Ma adesso ho bisogno di riposare. Quasi pronti per cena. Io amo le zucchine. Ho lavorato un po', Rita e Dado hanno giocato a racchettoni qua fuori, c'è un bel fresco. Adesso ci mettiamo un filmetto in TV e ceniamo. Domani facciamo una passeggiata in questo villaggio di montagna. Sì. Bene, bene. Ragazzi, direi che ci possiamo anche vedere direttamente domani mattina. Cosa ci hai preparato, Rita? Ho A preparato parte le zucchine? carne con fagioli. Le zucchine. Beh, siamo in alta montagna, a 1800. Carne con fagioli ci sta. Ci sta, A domani, amici. Buonanotte a tutti. Buongiorno a tutti ragazzi, sono le 11:09 del mattino e ci troviamo in città per intanto farvela vedere e poi per riempire un po' d'acqua. Paesetto sicuramente prettamente invernale. Adesso è completamente morto, come una bassa stagione al mare. Novembre, dicembre al mare non c'è nessuno. Qui in piena estate non c'è nessuno uguale. Ma sono sicuro che fine ottobre, novembre qua si riempie. Comunque vi facciamo vedere il paesetto. Borghi di montagna, pietra e legno sono bellissimi. Ci sono le varie fontane, andiamo a riempirci l'acqua. Chalet e Terlù in vendita. Questo è in vendita, ragazzi. Non deve essere male, però magari è da ristrutturare, non lo vedo molto in forma. Tutto da risistemare in una cosa del genere. Sauna. Guardate che bello. Comunque, ripensandoci, probabilmente questo è un paesetto che ha visto e ha vissuto momenti di gloria e sono anche passati, secondo me. Lo vedo troppo abbandonato, trascurato. Ci sono troppe cose ormai lasciate A se stesse. esatto, sì, non lo vedo bene. Poi una passeggiatina con Dado ce la facciamo, ci sono dei bei sentierini, c'è una cascata, quindi andremo a vedere. Ma adesso ci alleniamo. Anzi, Rita ha quasi finito, io devo ancora iniziare. Un discreto allenamento terminato. Piano piano sto riprendendo dal periodo in Norvegia, che ne abbiamo saltato molti per via della pioggia, del freddo, ma qui stiamo riallenandoci un giorno sì e un giorno no, già ormai da qualche allenamento, quindi sono contento. E Luna, vediamo cosa ci ha preparato la Rita. Eccola qui in cucina. Ah, bastoncini e spaghetti. Sì? Guarda un po'. Ah, c'è altro, c'è altro. Frittelline. Wow. Grande la Rita, sempre. Poi? E poi cosa? Basta. Poi basta. C'è anche verdura però vuole. Ah, vabbè.
Quindi spaghetti, Rita, il condimento però non ce l'hai. Zucchine e gamberetti. Ah. E vino bianco. E vino bianco, sì. Questo lo poggio Frittelline qua per adesso. e bastoncini fini. All'insegna del pesce. Top, vado a prendere il vino. Sì. A questo ci basterà. Tieni. Questo è quello che stai riempendo, giusto? Sì. Va bene. Tieni, Ciccio. Vuoi anche parmigiano? Sì, ovvio. Ovvio. Molto. Parmigiano nei gamberetti. Sì, è più che nella pasta Sì. normale perché deve coprire il sapore di gamberetti. Sei proprio... Da dove vieni? Da Marte. Ragazzi, guardate che bel piatto di spaghetti con zucchine e gamberetti. Buon appetito a tutti. Ci vediamo Ci vediamo Buon appetito. stasera. tardi. Riposino incluso, eh. Così non incluso, ovvio. Post riposino. A dopo. A dopo. Dopo non riesco a rotolare. Wimbledon, signori. Acquistate i biglietti su corvodado.it. Pomeriggi di relax totale, di lavoro tutto il giorno e poi lo trascorriamo anche così. Rita gioca con Davide adesso con i racchettoni. Siamo al fresco, abbiamo paura di spostarci, di scendere perché giù in pianura c'è molto caldo. Tutti ci state dicendo che c'è un caldo assurdo, quindi stiamo qui. Si sta da Dio. Adesso ci saranno 21 gradi. Dopo la partita a racchettoni sono le 7:30, ragazzi. Rita prepara. Cosa, Rita? I pesci. Ah, è vero, hai tolto pesce. Pesce al forno. Pesce al forno con patate. E zucchina. E va molto bene. Oggi c'è un po' di sport in TV, ci guardiamo anche il nostro video. E poi inizieremo a valutare se iniziare a scendere, a goderci un po' il mare e le spiagge. Forse quasi ci siamo, eh. Siamo strapronti anche oggi. Orate, patate e zucchine. Domani mattina probabilmente ci spostiamo. Che ne dite? Sì, ci sta. d'accordo. Sì, vero? Sì, perché altrimenti No, facciamo ci la annoiamo. muffa qua, Molte volte, ragazzi, rimaniamo fermi per cercare di risolvere anche qualcosina, di lavorare un po' in più, spostandoci sempre, preparandoci, facendo chilometri, eccetera. Poi la giornata vola, eh. Con questa vita il tempo vola. Anche se queste partite a tennis ci stanno piacendo. Sono belle. Le farete da un'altra parte. Ok, va bene, ragazzi. Si mangia. Quindi si mangia e ci possiamo augurare già anche una buona notte. Ci vediamo domani mattina, ragazzi. Poi grandi novità, perché ho già prenotato qualcosa anche da qualche parte che può piacerci. Un po' più di caldo, di sole. Non ancora spiagge, eh? A domani, buonanotte. A domani. Buongiorno a tutti, amici. Buongiorno! Siamo alla corsetta mattutina, poi doccia e poi lasciamo il parcheggio. È bello qua, eh? Al fresco. Cascate, fiumi. Si torna indietro, strada impraticabile, su si chiudeva molto. Sicuramente è la strada che porta da Tignes qua giù a Tignes, il borgo che c'è, dove c'è la diga che vi abbiamo fatto vedere ieri. Lo vedete, mezzo coperta dalla vegetazione, mezzo crollata. Sicuramente era la vecchia strada al 100%.
l'abbiamo fatta anche oggi. Caldo atroce a quest'ora, forse sono già le 11. Tu devi anche mangiare. Guardiamo il gatto delle nevi e rientriamo. Bel percorso, con tutte le cascate, questo sentiero in erba bellissimo intorno al lago, stupendo. Vedi il gatto delle nevi. Poi questo tra un po', quando inizia a nevicare, già lo usano là i cingoli. Che 11:28 ragazzi, ci spostiamo, lasciamo Tignes, facciamo 20 minuti e ci parcheggiamo in un'area picnic, giusto per cambiare parcheggio. Abbiamo fatto diverse cose, tra cui barba e capelli, e iniziamo piano piano a scendere anche dalle montagne, perché abbiamo prenotato in un posticino carinissimo, ma ci andremo tra qualche giorno. Qua ci siamo fatti una bella corsetta stamattina, grazie mille Tignes. Sì, è stato bello. Tranne per questo tratto perché faceva troppo caldo. Già. Stavamo scendendo troppo e non voglio rischiare di trovare ancora caldo, quindi abbiamo preso un'altra svolta e stiamo salendo in questa strada tutta curva e strettissima di 5 km. È pieno di borghi, paesettini con case caratteristiche, molto belle. La strada è bruttina, vedete, molto stretta, però ci saliamo. Vedete, ho ragione, le Moulin 1400 metri, siamo scesi dai 1800 ai 1400, troppo in basso, risaliamo. Avete visto che razza di chalet ci sono qua a 1600 di quota di fronte a questa valle stupenda con l'altro versante? No, meraviglia. Chissà cosa può costare una casa qui in questi posti. Il parcheggio dovrebbe essere qua su, ma non lo so se è possibile col nostro camper. Questa è tutta normale, il problema è se riesco poi a fare manovra qui su per riscendere. Il posto è bellissimo, ma è tutto occupato, vedete, un camper qui, un van, anche da questa parte occupato. Non è neanche bello, non è che sia proprio un percorso semplice avere un mansardato, però si poteva, si sarebbe potuto. Ma forse anche qui in retromarcia ci sarei potuto stare, ma è brutto, non mi piace. È complicato, è grande il nostro. Ci troviamo alla Rosière, ragazzi. Siamo di nuovo in quota, Qua, ragazzi, si fa un gioco bellissimo, si scende in mezzo ai boschi tramite questa pista. Chissà per quanto e con quanta pendenza. Adesso vado a chiedere anche quanto costa e magari di pomeriggio lo facciamo con Dado.
Adesso vado a chiedergliela a Davide. Oggi pranzo leggero, apparentemente. Poi abbiamo 2 salsicce, un po' di formaggio. E poi abbiamo un friulano di Montecampo. E poi di pomeriggio andiamo a fare quella discesa in mezzo ai boschi. Vediamo se ci si diverte. Buon pranzo amici, ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti per provare questa giostra, come la posso chiamare. Dado e Rita non vogliono venire e la faccio da solo. Ticket fatto, 10 euro, si parte. Siamo pronti ragazzi, facciamo delle belle discese in mezzo alle montagne, dovrebbe essere divertente. Tocca a noi ragazzi, aiuto! Aiuto! Wow! Wow! Aiuto! Aiuto! Wow! Aiuto! 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 Aiuto, si va veloci. Poi ci sono dei genitori con i bambini piccoli, scendono a tavoletta, aiuto! È spaventoso in mezzo ai boschi così. Guardate quanto stiamo risalendo, ho già fatto una rampa ripidissima. E non ho avuto il coraggio di spingere la leva al massimo, perché si può spingere anche al massimo o frenare. Io in certi discesoni frenavo perché avevo paura. Questa leva si manda tutta al massimo e si scende fortissimo, se no si frena un po'. Anche perché la prima volta non sai cosa ti aspetta, a un certo punto sei in piano e poi impicchiata in mezzo ai boschi, fa paura. Strano che Rita non l'abbia voluto fare. Aiuto, comunque la prima volta ti secca la bocca perché non te l'aspetti. Adesso che lo conosco forse lo farei anche più veloce. Oscurante tolto, si riparte. Un paio di minuti e ci parcheggiamo in riva a un fiume, se c'è posto, ma ne dubito, è pieno di camper in giro. C'è anche un distributore di gasolio a 2 euro in montagna. Col du Petit San Bernardo. Ah, siamo nel piccolo San Bernardo. Siamo vicinissimi di nuovo all'Italia e siamo praticamente dietro il Monte Bianco. Senz'altro in mezz'ora di camper siamo sul Monte Bianco. Adesso andiamo a vedere un laghetto che ho visto dall'alto, dalla strada, e ci sono anche persone che si fanno il bagno. Noi l'asciugamano e il costume ce lo siamo messi, ma dubito, Davide è già in felpa. Siamo saliti parecchio, c'è un po' di arietta qua e si sta già bene. Io sono felpa e sciarpa.
è riuscito il sole, la probabilità di farci il bagno è salita dallo 0,0% al 2%. Siamo quasi giunti al lago. Bella questa strada. Chissà cosa sono questi. Io non ne ho idea. Siamo arrivati al lago, pensate che scende l'acqua dai ghiacciai, dal permafrost, sarà fresca e noi ci dobbiamo fare il bagno, ne dubito. E adesso come fai? Oh, comunque amici, mi sono addormentato come una zuppa, mi ha svegliato Davide perché aveva freddo, io ero nudo dormendo, ho già mal di gola, un uomo forte. Qual era la possibilità di farci il bagno? 0,00001%. E invece è stato 0, basta. Aspetta che ti pulisco e andiamo. Siamo tornati dalla penichella. Un bel riposino me lo son fatto. Bagni no, ma il riposino sì, va benissimo. Adesso a pochi minuti dovremmo avere il parcheggio. Vediamo cosa c'è qua avanti.